Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto nel titolo, scendere nella grotta. E qui inizio subito a parlare che ieri ho visto un video sul tubo di un'intervista di un bravo medico che è stato anche un ex ministro per il governo italiano negli anni 2000 più o meno, con il governo Berlusconi. E alla domanda come mai questa situazione, il ministro spiegava tranquillamente che purtroppo con i tagli che ci sono stati avuti nella ricerca, e nella ricerca in questo caso di virus, purtroppo la situazione è quella che ci troviamo. Ma prima di iniziare questa micro pillola, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di The Garden del Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e di Telegram, dove lunedì sera teniamo un percorso esoterico, l'entrata è gratuita per tutti. E in più vi ricordo che il vostro Marietto al mercoledì sera alle 8:30 tiene gratis una sibilla interattiva col pendolino su Facebook, quindi chiunque è interessato su Facebook può venire nel diario del Marietto Veneziano e collegarsi mercoledì sera alle 20:30 per fare delle domande, una domanda gratuita. Bene, e continuiamo questa pillola. Perché entrare nella grotta? Prima di tutto questo è praticamente un video, è una pillola predisposta o data alle anime antiche, perché molto probabilmente le anime giovani avranno difficoltà a capire queste cose qua. Allora, ritorniamo al discorso del ex ministro Sirchia. Giustamente lui dice l'apparato medico italiano in questo momento è in affanno per il semplice fatto che purtroppo in altri governi, cioè quelli venuti dopo di lui, no? Si è praticamente drasticamente tagliato le risorse a queste ricerche e sviluppo per queste situazioni e di conseguenza adesso ci troviamo ai piedi della scala, e questo non è un segreto per nessuno, lo vediamo tutti i giorni al telegiornale, questo boom 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 che ci bombarda e ci stanno spiegando che la situazione è veramente drammatica. Bisogna anche dire che situazioni così l'Italia le ha già vissute, ma visto che era come si dice, era preparata perché aveva questi istituti di ricerca che lavoravano a pieno regime, queste pandemie, queste situazioni sono state superate brillantemente. Purtroppo con il taglio alle risorse, se noi tagliamo le fabbriche che danno le mascherine, i ventilatori di ospedale e quant'altro, le mandiamo in Cina, è chiaro che anche nei momenti di bisogno poi le cose diventano molto più difficili, e questo voi lo vedete, basta aprire la finestra. Vi ho spiegato anche in un'altra pillole che questa situazione è avvenuta anche perché Urano è nella casella di Toro e quindi a livello materiale si sta smantellando o smantellerà molte cose a livello materiale dal 2020 al 2026, ma il vostro Marietto prevede che fino al 2029 ci sarà una bella batosta, quindi mettiamoci il cuore in pace che passeremo dei momenti un pochettino importanti come delle montagne russe, dove avremo molti picchi alti ma moltissimi picchi bassi. Quindi consiglio a chi ha intenzione di comprare case, appartamenti o fare investimenti di stare tranquillini e cercare di calmarsi un attimino, calmierarsi un attimino. Quindi riprendiamo un po' il discorso di cosa vuol dire scendere nella grotta. Per quelli che invece si sentono delle anime antiche, questo periodo è un bellissimo periodo perché è un periodo in cui possono incominciare a avere il tempo e di riflessione, soprattutto per cominciare a studiare o riprendere i libri, ad esempio di Kabbalah, soprattutto di quelli scritti dall'Alman o da Nadav Crivelli, che sono dei libri alla portata di tutti e che danno delle indicazioni chiare per chi sono queste benedette anime antiche, cioè detti cabalisti. Poi voglio dire anche un'altra cosa a livello proprio tecnico, no? Perché molti confondono gli ebrei con i cabalisti. I cabalisti c'erano, ci sono, ci saranno sempre. Gli ebrei come popolo è stato praticamente un popolo creato 2000 o 3000 anni prima di Cristo, erano 13 tribù che poi si sono coalizzate e ci sono dei bellissimi libri che spiegano benissimo
questa creazione di questo popolo, che praticamente è una riunione di 13 tribù che in quel periodo vivevano in quel posto che adesso viene chiamato Israele. Ma molte cose che questo Stato, questo popolo ha costruito, praticamente le ha prese dalle varie tribù, etnie che vivevano in quel periodo, in quelle 13 tribù. Quindi non bisogna mai fare confusione fra i cabalisti e gli ebrei. I cabalisti ci sono da quando è stato costruito questo pianeta, e gli ebrei invece sono una formazione praticamente giovane, avranno 3-4 mila anni. Detto questo, il vostro Marietto per il momento ha finito questa pillola. Vi chiede anche però un'altra cosa: quando si intende scendere nella grotta, nel mondo cabalistico o anche nel mondo misterico, si intende nascondersi, dare meno la spalla, a far sapere di meno agli altri cosa si pensa, e si entra in uno stato di studio. Ad esempio la massoneria si chiama nel sonno. Quindi quando uno entra nella grotta, entra in questo suo mondo particolare dentro se stesso e incomincia a studiare e a meditare. Il vostro Marietto poi vi ha dato anche delle bellissime pillole su cui fare delle meditazioni della stella di Davide, dove praticamente la nostra stella di Davide verrà cucita sul cuore, e quando la sentiamo lì vuol dire proprio che siamo anime antiche e anche cabalisti. Bene cari amici, il vostro Marietto ha finito qui questa micropillola. Vi chiede, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Legale Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!